Amici bellini, riprendiamo le fila dei nostri discorsi perché ieri alla fine proprio della festa è arrivato l'Here We Go di Gutierrez e in queste ore insomma anche possiamo forse salutare anche Lindstrom, quindi vediamo se questo sblocca qualcosa, se possiamo fare qualche operazione in entrata e parliamo un po' di tutte le cose perché ci sono dei rumori interessanti, anche un'idea. Cominciamo. Allora, ho fatto un mini video post festa perché è stato comunque un momento divertente, in alcuni punti commovente, in altri anche imbarazzante, quando schiaccia sul pulsante e non partono i fuochi è stato un momento. Il Napoli ci ha regalato molti intermezzi che possiamo mettere in tutti i video di quest'anno. Ma andiamo a riprendere il discorso del mercato, che credo che sia quello che interessa di più ai tifosi. Io ringrazio tutti quelli che sono su questo canale tutti i giorni, siete i miei eroi, e anche quelli che stanno provando ad abbonarsi, stanno provando l'abbonamento al canale che YouTube ti dà la possibilità di fare per un mese gratuito, quindi se lo volete fare provateci e poi contattatemi in privato. Cominciamo, spostiamoci subito a vedere la situazione. Mi sono scritto un po' di argomenti per non perdere il filo di tutte le cose, rimettiamo, lo so, magari vi siete fatti due coglioni così di queste liste, ma se non partiamo da qui è difficile fare dei ragionamenti logici. Abbiamo spostato in questa zona Gutierrez e Lindstrom. Su Lindstrom si parla di prestito, quindi lo mettiamo con questo colore diverso perché ricordiamo il limite dei prestiti. Napoli non può prestarli tutti, c'è un limite, e abbiamo anche questo dubbio, dice, ma il limite, se poi c'è l'obbligo di riscatto, vale come un prestito oppure vale come una cessione a tutti gli effetti? Non lo so, non ce l'hanno mai spiegato bene. Per logica secondo me vale come un prestito perché quest'anno è un prestito e poi il riscatto avviene obbligatoriamente l'anno prossimo, ma non dovrebbe essere questo il caso perché Lindstrom si parla di diritto, mentre Gutierrez tra 25 più bonus si arriva forse a 30. È un'operazione che insomma dà respiro, è chiaro. Ti guardi Spinazzola che ha una certa età, guardi Oliveira che non è stato mai un giocatore dominante su quella fascia. Gutierrez aveva un potenziale e dispiace cedere uno dei più giovani e forse quelli con più talento insomma dei tre, però dobbiamo accettare che questa è la situazione. È difficile, ci stiamo rendendo conto, piazzare tutti questi altri giocatori in giallino e finiremo probabilmente per, non dico regalarli, ma non ci fai grande mercato. Resta la questione Lukaku, secondo me resta in piedi perché è uno di quelli che ti grava moltissimo sul costo della rosa, e tra l'altro aiutatemi se me lo sono perso, ma insomma non ho visto auguri ufficiali sui suoi social da parte di Lukaku, quasi tutti, insomma, è chiaro, facciamo dei nomi così, Fidelef li ha fatti gli auguri, no, però ci sono alcuni giocatori che hanno più peso di altri, specialmente adesso, e si parla per Lukaku si parla dell'Atlanta, quindi verrebbe qui da me in America, oppure sempre l'Arabia, si tiene sempre presente l'Arabia per i giocatori un po' più in là con gli anni che hanno un nome, quindi vediamo, perché l'idea di avere il super sub diventa sempre più difficile, specialmente se non escono notizie su Lucca, e dovresti piazzarli entrambi, secondo me, e trovare un giocatore fresco da affiancare a Højlund, secondo me. Però come giocatore fresco da affiancare a Højlund si sta parlando anche di Seba Esposito, il che ci riporta al discorso del suo procuratore. Hanno fatto una caciara incredibile col Cagliari e Giuffredi le ha sparate grosse come al solito, sebbene Seba Esposito è un giocatore che a me piace. Tra i due mi tengo Giovane perché sono simili a livello di caratteristiche, è fondamentalmente una seconda punta, e diciamo tutti insieme: ascoltaci Aurelio. Allora, però un altro giocatore vado in grande difficoltà, ed ecco perché a fianco a Favasuli ci affianco Fortini, che sto guardando un pochino, ho guardato un po' di highlights. Alcuni dicono che non ha fatto una grande stagione con la Fiorentina l'anno scorso, però era anche una Fiorentina in grossa difficoltà, è un giocatore giovane messo nella mischia così, non so quanto andrebbe valutato sotto quel punto di vista, però dagli highlights che mi sono capitati, terzino sinistro che gioca anche a destra perché è destro di piede e tocca bene il pallone, non è palestra per capirci, però
prima impressione guardando le skills, anche la personalità di puntare l'uomo e di andare, mi è piaciuto più di Favasuli. La metto lì così, io sui terzini sono molto sensibile, vediamo se questa cosa avviene. Certo è strano che insomma sia Favasuli che Fortini sono due giocatori di proprietà della Fiorentina. È strano che rinuncino a due giocatori di prospettiva giovani, pare si stiano fiondando su Joao Mario. Noi dobbiamo capire che poi alla fine, quando si tratta di alcuni direttori sportivi e di alcuni procuratori, si fanno favori tra loro che non sono sempre logici a livello proprio tecnico, quindi capiremo questa storia come si evolverà. Però la novità che potrebbe rallegrarci e potrebbe portarvi a cliccare sul like, a volte quando cliccate sul like da computer o anche da telefonino esce il pallone del calcio, perché questo è un canale che parla di calcio, e che Sky ha detto la Juventus non vuole cedere Gatti ha postato anche una foto con la fascia di capitano tutta bella in bianco e nero. Non lo so, perché poi Sky è diverso da Di Marzio, anche se Di Marzio lavora per Sky, molto spesso le notizie si contraddicono tra loro, addirittura c'era un'altra notizia che parlava di uno scambio proposto al Napoli, cioè la Juventus vorrebbe tantissimo Milinkovic-Savic, ci hanno proposto Perin e il Napoli ha detto di no, e addirittura poi è uscita la notizia di Gatti per Milinkovic-Savic più conguaglio, cioè gli dovresti pure pagare qualcosa, e là si tifa contro con grande serenità. E invece vediamo se questa notizia della Juve che chiude per Gatti, e speriamo che ci possa portare ad altri profili un po' più graditi nel mio caso. Quindi teniamo presente Fortini per una questione di giocatore giovane che anche lui non ti occupa liste e che ti puoi giocare su entrambe le fasce, perché secondo me è un'idea corretta sia quella di Favasuli che di Fortini come giocatori che se fai il vice di Lorenzo potresti marcire in panchina, se invece fai il vice di Spinazzola e se il Napoli mantiene Olivera che può giocare anche centralmente, ecco lì forse più minuti escono e a quel punto puoi crescere. È stato bello rivedere De Bruyne, è stato bellissimo vederlo accanto ad Hamsik. Kevin è proprio un timido, è proprio un introverso, si vedeva proprio l'imbarazzo, sorrideva però, non è che si voleva nascondere come spesso ha fatto Anghissà insomma durante le presentazioni dei ritiri, stava lì, si è divertito e ha detto ho fatto di tutto per esserci, io non ho fatto niente, la storia è loro. Però è stato bello vederlo, possiamo prendere spunto anche dai giocatori che il Napoli ha scelto di portare sul palco. C'è Neres che viene affiancato a Careca, però per esempio non c'era Lang, per dire, e su Lang ci sono altre notizie, c'è un'idea, non so se è una vera e propria notizia, di un Ajax che potrebbe essere interessata a portarlo a casa al posto di Mika Götze, chissà, magari Lang in Olanda si trova benissimo nel suo paese e potrebbe funzionare da loro quello che non ha funzionato da noi. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa Allegri di tutto questo, perché ovviamente lui non si aprirà mai, non ci sarà mai una conferenza dove ci dirà questo giocatore ci piace o non ci piace. Possiamo capire da alcuni allenamenti se lui si sofferma su certi giocatori piuttosto che altri, e abbiamo visto che Lucca non convince forse tantissimo, e allora è lì dove il Napoli potrebbe effettivamente migliorare, se si trovasse qualcuno che ci offra qualcosina, non dico tanto ma qualcosina. Certo, ricordiamo che sul palco c'era anche Mazzocchi, quindi se pensiamo che il Napoli si toglie Mazzocchi per prendere altri giocatori per liberare un posto in lista, anche lì diventa un po' complicata da immaginare come situazione. Presente anche il Beukema insieme a Kroll, momenti sfiziosi, e uno dei momenti secondo me più carini, ora al di là ci spostiamo dalla situazione del mercato, è che Allegri ha toccato una corda del mio cuore, citando Totò. E quando si è parlato di Champions, perché De Laurentiis ha parlato in una continuazione, pure Careca purtroppo si è messo là, dobbiamo vincere la Champions, ho capito amore, non abbiamo te in attacco, è difficile. E in questo discorso insomma che riguarda anche l'Europa ci sono state delle parole di Ferlaino e queste parole di Allegri citando la Champions, bella parola, no? E là, appena tu dici che bella parola, io subito penso cuoco, che bella parola, cuoco, che bella parola, cuoco. E un Allegri che ti cita miseria e nobiltà è una ruffianata,
però non lo fai se non ce l'hai dentro. Cioè, Totò è patrimonio non solo nostro, è un patrimonio nazionale, e se non hai problemi di acerbismo con Totò ti diverti in qualunque regione d'Italia. E potrebbe anche essere Allegri un fan di Totò, e là troviamo un punticino in comune dove ci possiamo trovare, e quella frase mi ha divertito, così come mi ha divertito il 95enne Ferlaino, che in un paio di occasioni, la prima mi è sembrata una frecciata involontaria, e cioè quando De Laurentiis gli dice: ma ti volevano far fare anche il produttore cinematografico? E lui dice: sì, ma ognuno deve fare il suo mestiere. Bravo. caspita, non lo so se a 95 anni è stato così. Cioè, io sono presidente, tu sei produttore cinematografico, il mio mestiere è un altro, però la seconda frecciata che poi ci ha tenuto a dire è: io ho vinto in Europa, io ho vinto la Coppa UEFA, e lo continuava a dire, a volerlo ribadire. Sai, un po' di orgoglio, perché adesso sono equiparati, si parla 2 scudetti uno, 2 scudetti l'altro. Sono epoche così diverse che è difficilissimo fare dei paragoni. Immaginiamo De Laurentiis quando però lo stadio era il massimo degli introiti che potevi avere. Immaginiamo Ferlaino a gestire poi i discorsi di diritti d'immagine e di diritti TV. È difficile fare dei paragoni, onestamente, ma abbiamo visto ancora una volta ieri quanto gli idoli, le persone, gli uomini e le donne che hanno fatto parte di una società hanno un peso, specialmente nei confronti di noi tifosi, perché non è un giocatore qualsiasi che indossa la nostra maglia e che accende la nostra fantasia solo perché indossa la nostra maglia. Se sei Hamsik è diverso l'urlo del tifoso rispetto a quando entra Nicola Mora, con tutto l'amore che posso avere per Nicola Mora. Perché? C'è Nicola Mora, non capisco. C'è Nicola Mora e non c'è Mertens, e non ho capito, però voglio solo sperare che sia stato invitato e che Mertens abbia declinato per impegni suoi, perché poi il suo amore sui social ce l'ha dimostrato, a differenza di altri, leggasi anche Osimhen, ma sappiamo che lì, forse Osimhen, pare che la Premier ci voglia riprovare. Se succede ci sono altri soldi che possono entrare al Napoli, anche perché abbiamo questa percentuale. Quindi tifiamo per un Osimhen. Sembra quasi che sai. Poco. Allora. E occhio alla Premier, perché il discorso dei portieri lo allarghiamo a 360 gradi, perché la Juventus cerca un portiere. L'idea Suzuki potrebbe sfumare, perché il Paris Saint-Germain pare stia andando forte su Suzuki, il che riporta la Juve o a cercare Milinkovic-Savic o ad andare a prendere Vicario, che era un'idea anche del Napoli nel momento in cui ti liberi di uno o di tutti e due i portieri. Il discorso del portiere è un discorso secondo me delicato, perché scusatemi, Meret è di nuovo in scadenza, a meno che non ci siano sempre queste unilaterali, non lo riesci a vendere, lo aumenti sempre di un anno. Io non capisco questa situazione qua. C'ha mercato Milinkovic-Savic, Meret no. Puntiamo però noi su Meret, non Milinkovic-Savic appena preso. C'è qualcosa che non mi torna. Nel giorno in cui Huanlu è andato anche lui in Premier a 13 milioni, vi ricordate? Ne volevano 25, non abbassavano mai le richieste. Il mercato, le vie del mercato sono Per pisciatelle. sono infinite e misteriose. E il discorso poi che avevamo accennato su Seba Esposito, che vorrei togliere da mezzo, se dovesse accadere ci potrebbe portare anche a un cambio modulo, secondo me, perché a quel punto, sempre che tu riesca a piazzare le ali, ti ritrovi con molti difensori, e forse potrebbe ritornare a quell'idea di 3-5-2, cosa che Allegri spesso fa: comincia con un'idea e poi si rifugia se le cose non vanno bene nel 3-5-2, e a quel punto Ma ha floppato. Eccoli, Napoli! devi avere una doppia coppia di attaccanti. Uno potrebbe essere Giovane, uno potrebbe essere Lucca, e se prendi anche Seba e non piazzi nessun altro, secondo me a quel punto devi vedere di piazzare. Secondo me si viaggia a vista, cioè se ti arriva l'offerta per Neres così, magari magari agisci di conseguenza e fai cose così. Non credo che il Napoli abbia un'idea ben precisa e si muova con quell'idea davanti, ma lo scopriremo, perché
tra poco si ricomincia e ci parlerà il campo e capiremo ancora prima della chiusura del mercato se questa squadra sul campo, perché abbiamo subito le partite toste, capiremo se abbiamo bisogno di qualche miracolo last minute, così come è successo anche in passato, perché non dimentichiamo che negli ultimi giorni di mercato poi arrivò Lukaku, arrivò McTominay, lo stesso Neres sul finale, e quelli furono poi giocatori decisivi non solo per vincere lo scudetto il primo anno, ma anche per rimanere a galla nel secondo, dove un secondo posto io non lo disdegnerei. Vediamo cosa riusciamo a fare quest'anno, però volevo essere un po' più positivo, perché lo so, ieri finita la festa, subito Gutierrez, tutti quanti mi avete scritto e non volevo fare un altro sfogo, vorrei guardare alle possibilità, che se riusciamo a fare qualche altra cessione magari si sblocca qualcosina. È uno sfizio di fare chi è il giocatore che ha comprato il faccio il video, chi è questo giocatore X, e ci divertiamo, almeno facciamo delle ipotesi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, forza, che tra poco c'è un'altra amichevole con l'Osasuna, iscrivetevi al canale adesso.